E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Zanirato per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasia, ai colleghi di Unide e ben ritrovati anche dalla nostra pagina veneta del TG di Video Regione. Accanto a me l'ospite di questa sera, Piero Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro, ma neoeletto nel consiglio direttivo del PDL della provincia di Venezia. E proprio di questo parleremo nel corso del notiziario degli scenari futuri del PDL in Veneto, ma 6 persone. Ed ora reintroduciamo il nostro primo ospite, Piero Rambuschi, consigliere comunale del partito del PDL, Gruppo per il Cambiamento a Portogruaro. Se non sbaglio, l'avevamo già anticipato, lei è entrato nel direttivo del PDL provinciale dopo il recente congresso e c'è stata anche la prima riunione di questo direttivo. Cosa è emerso di nuovo? Sì, mercoledì scorso c'è stata la prima riunione con la quale appunto abbiamo cercato di, così in comune accordo, di arrivare a queste primarie. Perché i comuni di Mira, Mirano e Jesolo, che sono comuni superiori ai 15.000 abitanti, dovranno appunto scegliere il loro candidato sindaco. Bene, noi della lista 1, quindi gli ex Forza Italia, abbiamo stabilito che per le primarie saranno fatte solo tra gli iscritti al PDL. Pertanto in questi 3 comuni solo gli iscritti individueranno il loro candidato. E quindi non è passata la linea degli ex N, insomma, che volevano primarie allargate a tutti? Sì, sicuramente questa era la loro richiesta. Noi abbiamo pensato che tutto questo potrebbe danneggiare anche i nostri candidati, in quanto potrebbero votare anche tutti quelli dell'estrema sinistra che voterebbero sicuramente un candidato meno forte, proprio perché per avere campo libero. Se non sbaglio, Rambuschi, oggi passando in centro a Portogruaro eravate riuniti nella vostra sede attorno al senatore Scarpa. Cosa bolle in pentola? Oddio, si sa, le elezioni del direttivo provinciale è stato solo alcuni giorni fa, quindi questa mattina ci siamo ritrovati tutti noi di ex di Forza Italia, anche i consiglieri comunali di Geronazzo, Gradini, sempre delle Forza Italia. Ci siamo riuniti per fare un quadro della situazione e anche per complimentarci, perché abbiamo uno che ha lavorato moltissimo all'interno del partito, che è Deni Cuzzolin, che sarà responsabile organizzativo del partito per tutta la provincia di Venezia. Quindi con il senatore Paolo Scarpa abbiamo brindato, diciamo, all'interno della nostra sede per questi risultati ottenuti. Grazie quindi a Piero Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro per il Gruppo del Cambiamento.